Assessore Callari, questa mattina c'è stato l'Insiel Company Meeting all'interno di State of the Net. Quale messaggio ha lanciato la Regione all'interno di questo evento? La Regione ha lanciato un messaggio, credo, molto importante, portando i saluti di un'amministrazione che è abbastanza laica quando si tratta di affrontare progetti importanti e che non ha di base nessun atteggiamento preclusivo di tipo ideologico. Ho lanciato un messaggio molto semplice. Vogliamo creare una nuova alleanza fra l'amministrazione pubblica e le società come Insiel che hanno un valore intrinseco perché erogano dei servizi importanti per i cittadini. C'è un tema che è quello di rendere queste aziende molto più rapide nelle scelte, molto più rapide anche nell'acquisizione di materiali, per esempio, o anche nell'acquisizione di nuove risorse. È un tema su cui bisognerà riflettere, bisognerà capire qual è il destino di società come Insiel, che ci devono aiutare sia nel governo dei dati, di cui la Regione ha bisogno per progettare il futuro dei cittadini, ma anche aiutarci a immaginarlo. Ecco, noi immaginiamo che la nuova società deve in qualche modo adoperare sempre di più le intelligenze artificiali. Non perché deve essere schiava di queste, ma per poterle cavalcare, dominare. Perché è sulla base di questo che possiamo essere presenti nel futuro che verrà. E attraverso Insiel vogliamo essere presenti in tutti i tavoli nazionali ed europei per fare in modo di non perdere l'appuntamento con la digitalizzazione della nostra società. Toccando il tema dei big data, come possono riflettersi questo sulla pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia? E sono molto importanti. Tutte le volte che si pensa di governare il territorio facendo delle riforme, cercando di, per esempio, immaginare una controriforma sanitaria o anche una riforma degli enti locali, bisogna avere conoscenza dei dati, cioè bisogna capire bene quali sono i bisogni. Non dico che basti un attimo, ma attraverso una serie di click dovremmo riuscire in tempo reale a capire quelli che sono i bisogni del territorio. E quindi da questo punto di vista l'informatizzazione del sistema è molto importante.